Ciao a tutti, bentornati in un altro video dedicato all'unboxing, alla lettura dei manuali di gioco, qui all'interno di Angolo del Game. Oggi parliamo di una sfida acquatica, Aqualin. Allora, nella barriera corallina l'habitat si sta facendo sempre più affollato. Presto le creature marine saranno pigiate come sardine, parola che un verbo pigiare si usa assai di rado ormai oggi, un po' del passato. Sono schiacciate come sardine. Prima che non ci sia più spazio, prima di restare senza spazio, devi raccogliere quante più tessere delle creature marine dello stesso tipo o colore per creare banchi più grandi possibili. Puoi creare banchi muovendo una tessera o piazzandone una durante il tuo turno. Un giocatore crea banchi di creature dello stesso colore, l'altro dello stesso tipo di animale. Più grande è il banco, più punti otterrai a fine partita. O il gioco del 2020, con autore italiano, Marcello Bertocchi, però utilizza un linguaggio un po' arcaico. Allora andiamolo ad aprire. Ci sono creature marine o creature d'acqua, diciamo, perché sì, vabbè, sono pesci, vedo tanti cavallucci marini che trottano. Allora, un puzzle tattico per 2 giocatori da lì a 8 anni in su. Obiettivo del gioco: tanti tipi di colorate creature marine si stanno raccogliendo intorno alla barriera corallina. Non appena una medusa nuota via, una stella marina prende il suo posto accomodandosi vicino a un'altra. I giocatori cercano di formare i banchi di creature marine più grandi possibile prima che la barriera si riempia. Un giocatore cerca di creare banchi di creature dello stesso colore, l'altro di creature dello stesso tipo. Più grande il banco, più punti vale alla fine della partita. Un giocatore con più punti viene dichiarato vincitore. E qui vediamo i materiali di gioco. Se davvero così è semplicissimo. Da una parte abbiamo la tabella, la tavola di gioco, e dall'altra le tessere. Visto così, a me fa pensare ad alcuni videogiochi che negli ultimi anni hanno avuto un grande successo perché sono semplicissimi, devi fare abbinamenti di 3 o 4 in altezza orizzontale, a volte anche in obliquo, a volte anche con forme particolari. Preparazione. Metti tabellone e barriera corallina in mezzo al tavolo fra i 2 giocatori. Gira tutte le tessere, creatura marina faccia in giù, mischia e posiziona vicino al tabellone come riserva. Prendi 6 tessere a caso dalla riserva, posizionale a faccia in su vicino al tabellone. Queste rappresentano le tessere a disposizione. Decidi ora quale giocatore cercherà di unire banchi dello stesso colore e quale dello stesso tipo. In altre parole, chi farà punti con i gruppi di tessere dello stesso colore o dello stesso tipo. Un banco è un gruppo di tessere contigue dello stesso colore o tipo. Il giocatore che più recentemente ha visto l'oceano diventa il primo giocatore e inizia il primo turno. Svolgimento del gioco. Un turno consiste in 3 fasi. Muovi una creatura marina, piazza una nuova creatura marina nella barriera, riempi le tessere a disposizione. E poi è spiegato più nel dettaglio ciascuna delle fasi. E a un certo punto, invece di scrivere conclusione della partita, c'è scritto valutazione dei banchi, con un punteggio che assomiglia un po' alle carte verdi di Seven Wonders. Alla fine c'è questa domanda, c'è questo sottotitolo: rivincita. Vuoi giocare di nuovo? Inverti i ruoli in modo che il giocatore che prima ha giocato con i colori ora giochi con gli animali e viceversa. In sostanza vince chi riesce di uno dei 2 gruppi a fare più punti, o con i colori o con gli animali. Ok, questo è quindi Aquali, me lo studio, forse quasi quasi ci faccio un gameplay, vedremo. Ciao a tutti!